tutti! Allora la nostra ora solare oggi scatta in musica. E che musica, e che amici, e che puntata! Quindi cominciamo dalla musica. Direi, insomma, mi sentite un po' così perché io questa ragazza la conosco già e quindi musica maestra. Vogliamo partire con qualcosa di bello popolare noi oggi, Andiamo alla grande, voi portate pure il tempo con le mani, anche voi da casa. Sulla montagna, vieni mio caro amore, noi due insieme ce ne andremo per amarci ancora di più. Le stelle alpine che coglierei lassù saranno un bel ricordo dell'amore che mi hai dato tu. Vieni mio caro amore. Applausi per Elena Cammarone che torna a trovarci. Elena, bentornata, grazie Ciao di essere Paola, ancora una volta con noi. ritrovata. Nazareno Belmonte. Questo era da parte di Elena Cammarone che è tornata a trovarci a Nazareno Belmonte. Tutto Pepe, vero? Questo pezzo si chiama... Questo è un brano che Paola ha fatto la storia della musica da ballo. Io penso tutti i fisarmonicisti almeno una volta nella vita abbiano suonato questo brano. Che E l'ha composto un signore? l'ha fondato un signore, Roberto Giraldi, in arte castellina, Sì. che ora vabbè non c'è più, ma 2 anni fa abbiamo festeggiato il suo centenario. Perché... Signori, è una mania, chi vede Sì. l'ora solare canta 100 anni, sapevatelo questo. Che cosa facciamo adesso? Gli regaliamo un mondo di auguri, un mondo in musica però. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai più un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà.
voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che imbroglio era, se fa male solo a me. Se per innamorarmi ancora toglierai, maledetta primavera, che importa se per innamorarmi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te, lo sappiamo io e te. Allora, innanzitutto, maestro Nazareno Belmonte, grazie, che passa dalla fisarmonica, è musicista, è artista. Allora, Elena Cammarone è una donna mamma. Yes, eccezionale, ricordiamo sì. tutto. Allora, artista pura, si sente, a quest'ora lei canta così. Noi abbiamo detto, cantiamo anche noi, meglio di no, ma che, visto che abbiamo cantato Maledetta Primavera, Loretta Goggi meravigliosa, Sì. alla quale mandiamo molti baci e un grande abbraccio, non parliamo dell'estate. Che estate è stata? Ah, ragazzi, cara Paola, è stata un'estate bellissima. Nonostante a volte il tempo è stato un po' ballerino, no? Avevi visto, abbiamo avuto, insomma, non proprio, almeno Sì, io ma tu parlo fai di dove spuntare andavo. il sole, dai, non ti preoccupare. Anche una canzone che si chiama Torna al lo sole. sapevo, No, a parte lo gli sapevo. scherzi, però è stata veramente una bella estate, ragazzi. Tante belle feste, i miei ragazzi, la mia orchestra è stata sempre bella carica, tanta gente, ci siamo proprio divertiti. Allora, il 6 di ottobre c'è stata la festa del Fans Club a Rimini. Dico bene? Sì, ho fatto in Avete questo, fatto chiasso. in questo pranzo, guarda, lì ne abbiamo fatto veramente tanto. Ma beh, quello bisogna fare, guardatela qui. Ah, e qui tu brandisci un disco d'oro perché... Sì, ovviamente è un disco d'oro che i miei fan, insomma, hai visto comunque il pubblico, c'era gente da tutta Italia, sono partiti, Sei sono amata? venuti in questo... Devo dire la verità, tanto, mi hanno sempre voluto bene perché per queste, soprattutto, sai Paola, è difficile piacere alle donne. È un pubblico veramente grande di donne che mi segue da anni, perché io per loro sono sempre stata un po' come una nipote, come una figlia, un'amica. Quando mi vedono dimagrita mi portano le torte, i pasticcini, perché devo mangiare. È il famoso mangia figlia mia mangia. Senti Elena, mille cose, perché Elena ha veramente progetti importantissimi. Tu ami la tua terra ama te, ma tu sei, come hai detto bene, a rete nazionale. Sì, giriamo tutta Italia praticamente. Progetto prossimo, proprio immediato, lasciato lo studio dell'Ora Solare adesso? Il progetto prossimo è comunque sempre cercare di abbinare la mia vita da mamma, ovviamente, a quella di cantante. Ora, non so se lo ricordi, ma io me li porto anche con me, i miei bambini certo. li porto sempre con me. Nel magico pullman. Nel magico pullman, bravissima. Ma mi ricordo tutto. Quindi cerco sempre di combinare due vite che, dette così, non si sposano poi perfettamente, sì. no? Girare l'Italia con la musica. Però per il momento ce la sto facendo, a volte anche con l'aiuto di babysitter e suocera, però insomma ce la faccio. E poi ovviamente si lavora sempre a nuove canzoni, a nuovi progetti, a nuove collaborazioni, cerchiamo sempre di fare di tutto di più. Ma me lo trovi poi uno spazio per tornare a trovarci, vero? Ovvio, ma anzi io spero di essere... Molto bene, molto bene. Allora noi la aspettiamo nuovamente qui all'Ora Solare, ma ora la domanda. Sì. Attenzione a come rispondi, Elena. Vai. Tu, da bambina e non, leggevi Topolino? Allora, non ero una grande amante di fumetti, però penso che tutti da piccoli abbiamo avuto i nostri Topolino da leggere, quindi guarda. sì, io li ho letti diversi, cioè me li comprava mio papà. No, hai detto la frase. Tutti da piccoli abbiamo avuto i nostri Topolino. Sì. La frase è perfetta, signori. Applauso, vi prego. Perché, cara... mi raccomando. Esatto. Io, un
nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Brava! Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti signori, questa è l'ora solare, grazie, belli che siete.